Nuova edizione del concorso europeo di violino Città di Vittorio Veneto, che cosa dobbiamo aspettarci? Credo che ci sarà la conferma della bontà della scelta di rivolgere il concorso a violinisti cittadini di paesi dell'Unione Europea. Di fatto siamo l'unico concorso e anche conseguentemente il più titolato a dare una vetrina autorevole ai giovani talenti violinisti che sono cittadini dell'Unione Europea. Abbiamo una giuria di alto profilo internazionale presieduta dal noto compositore Fabio Vacchi. Abbiamo tra le novità rispetto alle precedenti edizioni la collaborazione dell'Orchestra del Teatro La Fenice, che sarà protagonista insieme ai 3 finalisti della prova finale che si terrà al Teatro da Ponte il 29 agosto. Ben 12 concerti premio offerti dalla Fenice, Teatro La Scala, Solisti Veneti, conservatori, istituzioni musicali concertistiche di tutta Italia, ma anche dall'estero un'orchestra ungherese e il teatro di Aachen, Aquisgrana in Germania. Per cui una terza edizione che va a consolidare la posizione di primissimo piano che il concorso di Vittorio Veneto ha attualmente, andando a riprendere quella tradizione nazionale nata negli anni 60, ma adesso dal 2021 con veste e profilo europeo. La cittadinanza ha la possibilità di usufruire di uno spettacolo incredibile, perché si tratta di 6 giorni pieni di grandissima musica, di talento, di professionalità e con delle collaborazioni davvero importanti, a partire ovviamente dall'Orchestra del Teatro La Fenice, che impreziosirà il concerto finale, studenti di conservatorio del territorio, artisti da tutta Europa, 60 partecipanti, 12 paesi dell'Unione Europea rappresentati, 13 regioni italiane, un evento inaugurale il 12 agosto insieme ai recenti vincitori del concorso da Mogliano, ma da Riga, quindi dalla Lettonia, che tornano a Vittorio Veneto per dare il loro saluto attraverso la grande musica a questa 34esima edizione. Quindi ci aspettiamo un'edizione davvero promettente dal punto di vista del parterre dei partecipanti, molti dei quali con importanti premi già nelle loro brevi carriere alle loro spalle, e una giuria di enorme qualità selezionata dal direttore artistico Francesco De Angelis, che ancora ringraziamo. Crediamo davvero che si tratti di un'edizione preziosa dal livello qualitativo eccellente e dalla partecipazione importante, e ovviamente impreziosita dalla possibilità di avere l'Orchestra del Teatro La Fenice in occasione della finale 29 agosto ore 17, Teatro Lorenzo da Ponte. L'Orchestra del Teatro La Fenice sarà protagonista al concerto finale del concorso europeo di violino. Quanto è importante la vostra partecipazione alla Kermesse? Noi siamo molto felici di partecipare a questo concerto, primariamente perché non potevamo non essere vicini a questa chiamata che ci era stata fatta da parte delle istituzioni, dell'amministrazione comunale, che aveva così richiesto a gran voce la partecipazione in periodi un po' difficili per la prosecuzione di questo concorso. E poi secondariamente perché vogliamo dare un segnale molto forte che la Fenice è di tutti, e quindi a fronte di una chiamata che ci ha dato il territorio Vittorio Veneto abbiamo detto siamo presenti. E quindi l'invito al pubblico qual è? L'invito al pubblico è di partecipare assolutamente in massa, perché ricordiamoci che questa manifestazione rappresenta un grande esempio e un grande livello di competenze e di professionalità per quanto riguarda i nostri giovani e il futuro che essi esprimono. La città di Vittorio Veneto deve essere veramente orgogliosa di ospitare questo 34esimo concorso europeo del violino. Voglio veramente ringraziare tutti coloro che sostengono, gli sponsor, ma anche le associazioni che ci stanno vicini nell'organizzazione di questo evento. Permettetemi un ringraziamento speciale al direttore generale della Fenice di Venezia, del Teatro La Fenice, il dottor Henry Andrea,
perché ha creduto in Città di Vittorio Veneto e saranno presenti appunto con l'orchestra durante l'ultimo evento, le ultime giornate del concorso. Alla cittadinanza chiedo di approfittare di questa enorme opportunità, perché sin dai giorni delle eliminatorie, dal 23 al 25 di agosto, la semifinale il 26 agosto, la serata dedicata a Mozart ma soprattutto a Lorenzo da Ponte il 28 agosto e oltre alla finale, si tratta di cogliere la possibilità di ascoltare dal vivo delle eccellenze europee. È un'occasione che davvero pochissime città in Italia hanno, forse davvero si contano sulle dita di una mano, e sono occasioni di grande crescita, di grande serenità e di grande bellezza, per cui approfittiamo quanto più possibile di queste giornate per stringerci attorno al concorso europeo di violino e attorno ai 60 partecipanti che impreziosiranno questa edizione.